Sempre più italiani si spostano in bicicletta, è un'alternativa sia all'automobile sia all'affollamento dei mezzi pubblici. Sentiamo Federica Bambagioni. Siamo tutti in pensione, però fino all'anno scorso io lavoravo e andavo a lavorare in bicicletta. È un'attività che fa bene alla salute, pure alla mente, direi. Fila indiana ragazzi, fila indiana? C'è chi da anni accompagna i ragazzi a scuola così. È un gruppo di genitori di Giulianova nel Teramano. Chi pedala per andare al lavoro o tenersi in forma. Nella giornata mondiale della bicicletta le associazioni ciclistiche fanno un bilancio. Nel 2020 più 30% di questi spostamenti nelle città italiane e 2 milioni le bici vendute. Nei paesi dove si usa di più la bici ci sono molti meno morti in strada tra ciclisti, automobilisti e pedoni. Finalmente anche in Italia si comincia ad investire in maniera consistente sulla mobilità in bicicletta. 2 dati su tutti: il bonus bici è arrivato a 315 milioni e quota parte riservata nel recovery plan per la bicicletta 600 milioni. Un'alternativa all'affollamento dei mezzi pubblici durante la pandemia e al traffico delle auto che ha importanti risvolti economici. Sta creando molti posti di lavoro, c'è una grande richiesta di meccanici di bici. Un'altra cosa importante sono le nuove figure, hotel bike manager, restaurant bike manager. Il costo delle bici. Parliamo di mountain bike da 500 euro, già si trova una discreta entry level, a cifre di 10.000, 12.000, dipende dal materiale. Presentato il programma del 74